Euroregione News. Il Palassat, Villa Veneta nel Medio Friuli. Consulente alla Ferrari, già pilota militare, comandante della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori, da sempre appassionato d'arte e di storia, Massimo Tammaro ha voluto realizzare questo evento zero allo scopo di presentare Villa Bartolini a Santa Marizia di Varmo. Abbiamo appena terminato le campagne di ricerche degli affreschi con una campagna di stratigrafie che hanno portato alla luce interessantissimi decori di diverse epoche e che sono presenti praticamente con grande varietà ma in tutta la villa. È un grandissimo piacere condividere questa mia gioia. Infatti il mio progetto prevede che io renda disponibile questa villa, mi piacerebbe che questo diventasse un luogo di incontro d'arte e di cultura e che possa essere utile alla comunità. Poi a fianco a questo spero di poter realizzare qualche evento che mi dia la possibilità di sostenere il progetto, quindi matrimoni o eventi di questo tipo. Ovviamente vi do appuntamento all'evento 1, che sarà un evento in cui potrete già vedere qualche passo avanti nell'opera di restauro della villa e che dovrebbe tenersi presumibilmente verso la fine di maggio. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.